Ci presentiamo alle europee perché riteniamo di portare un notevole contributo anche noi di Italia dei Valori in Europa. Noi riteniamo che bisogna avere un'Europa diversa, un'Europa meno assillante dal punto di vista finanziario, un'Europa equa che consenta un contratto di lavoro a tutti quanti uguale in tutta l'Europa, che preveda e che si possa arrivare anche con il nostro, soprattutto con il nostro contributo, a un fisco diverso. Non possiamo essere strangolati, non possiamo avere una camicia di forza finanziaria che la Merkel vuole per forza con noi. Quando noi diciamo non vogliamo essere europei e non tedeschi, non ce l'abbiamo con i tedeschi, che sono un popolo ammirevole, grande, che sa lavorare, ma ce l'abbiamo con la Merkel che sta pensando solamente a portare avanti la sua attività, il suo lavoro, la sua economia, e non pensa ai paesi che hanno più difficoltà. Ecco, in questo senso noi siamo impegnati, abbiamo dei candidati che saranno in grado di portare questo importante contributo, e l'altro punto essenziale per il quale noi ci presentiamo e ci candidiamo è che l'Italia deve finire di essere il ricettacolo di tutta l'immigrazione africana, anche per motivi umanitari, soprattutto forse per motivi umanitari. Le persone che vengono da noi devono poter passare in Italia e poi misurarsi nelle altre nazioni, negli altri paesi che formano l'Europa. Quindi l'Italia insieme all'Europa deve consentire un corridoio capace di portare gli immigrati negli altri paesi per poter avere un tipo di vita diverso da quello del loro territorio.